Però io volevo chiederle, Di Pietro, lei ha detto fine legislatura ci sono i saldi e i passaggi di casacca da una parte all'altra, e sì, soprattutto in questa seconda Repubblica è così, cosiddetta seconda Repubblica. Ma volevo chiedere, ma lei sinceramente non pensa di avere sbagliato qualcosa nella scelta delle persone? Ha avuto una serie di scandali, nella collocazione politica dell'ultimo periodo del suo +1 rispetto alla sinistra, e poi si è trovato schiacciato fra PD e Grillo. Non si fa un po' di riflessione sulle scelte che Antonio Di Pietro ha fatto? In Di Pietrese, naturalmente. Guarda, in Di Pietrese. Che io possa avere sbagliato e abbia sbagliato, per l'amore di Dio. Non so se avete letto il giornale stamattina, ho visto la fotografia del cappellano del carcere di San Vittore, che stava dicendo messo insieme al cardinale Scola qualche settimana fa. Stamattina l'hanno arrestato perché faceva violenza sessuale con i detenuti e quant'altro. Quindi voglio dire che ci stavano i 12 apostoli, ce ne stava pure uno che si chiamava Giuda e che tradiva. Quindi voglio dire, è nell'umane possibilità di essere traditi e di comunque sbagliare, come può accadere. Una cosa è certa, che quando è capitato a noi dell'Italia dei Valori, al semplice avviso di garanzia lo abbiamo messo fuori dal partito e fuori dalle istituzioni.